Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Shogun 2 Total War. Oggi ci ritroviamo in una bella partita in multiplayer contro questo avversario in questa mappa chiamata Pianura di Osaka. È una mappa del tutto nuova, infatti come potete vedere è una mappa irregolare, ci sono diversi fiumi che affluiscono all'interno di questa piccola isoletta. Abbiamo un piccolo dojo chiamato Dojo degli Spadaccini, ovviamente aumenta l'attacco a corpo di tutte le unità, ma passiamo alla descrizione degli eserciti. Allora, come potete vedere, il mio esercito è composto da 3 unità di cavalleria, ben 2 cavallerie Kikon-Yari molto potenziate. Guardate un po', la prima cavalleria dispone di attacco corpo a corpo di ben 18 di attacco corpo a corpo e la seconda dispone anche di una carica abbastanza elevata, mentre dispongo anche della cavalleria della Guardia Imperiale, un'unità che dispone sia di fucili che di armi da corpo a corpo, infatti è anche efficace in questa seconda modalità, un'unità a doppio uso possiamo dire, mentre il mio esercito potete vedere che è composto da ben 4 unità di fanteria, 3 unità di fanteria sono delle unità semplici, quindi delle nuove reclute, e i Marines americani ragazzi, ecco qua queste unità speciali, l'elite della fanteria americana, eccoli qui. Mentre poi dispongo di 2 unità, anzi sì, 2 unità di lancieri, come potete vedere i lancieri di leva, 2 lancieri di leva e un'unità di fanteria con spada. Gli Shojitai ragazzi sono delle unità davvero molto ma molto efficaci nel combattimento corpo a corpo. Queste unità sono fondamentali nel combattimento corpo a corpo e utili per distruggere il morale ai fucilieri e ovviamente il mio caro generale comandante. Allora, passiamo all'esercito nemico. Il nemico dispone di ben 4 unità di fanteria imperiale. La fanteria imperiale, ragazzi, è addestrata per stare sulla linea di battaglia e sparare sui nemici in arrivo, molto più potente della fanteria orso nero. 2 unità di Kaki con arco, sono degli uomini capaci di colpire a eccellenti distanze, infatti hanno 150 di portata, hanno ben 25 metri in più alla fanteria imperiale e a tutte le unità da tiro normali, che di solito hanno 125. E come potete vedere il nemico dispone di diverse cavallerie. Ha il generale nella parte retrostante del suo esercito con ben 70 di abilità di ricarica, 90 di precisione e 55 munizioni, quindi potete vedere che è un grande bersagliatore, e ovviamente 3 unità di cavalleria, una cavalleria con sciabola, anzi 2 cavallerie con sciabola e una cavalleria con carabina. Le cavallerie con sciabola ragazzi vengono utilizzate di solito per distruggere il morale delle truppe di fanteria, mentre le unità di cavalleria con carabina hanno più o meno lo stesso compito della mia cavalleria della Guardia Imperiale, cioè di infastidire il nemico e cercare di portare il nemico appunto a fare una mossa sbagliata. Allora, il nemico si sta trincerando al di sopra di questa sponda per evitare quindi il mio esercito, e io così vado a conquistare il bel dojo degli spadaccini, cercando quindi di trovare un'ottima posizione con le mie unità di spada che saranno fondamentali nello scontro. Allora, vediamo un po' che cosa succede. Le mie unità di cavalleria sono ben nascoste nel boschetto e adesso cercherò di coglierlo di lato. Allora, che sta facendo? Sta avanzando con la cavalleria con carabina, il mio caro nemico. Vediamo un po'. Le mie unità di cavalleria adesso si faranno vedere, soprattutto queste unità di cavalleria della Guardia Imperiale, perché non solo sono utili ecco qua come potete vedere, nello sparare pallottole, ma anche nel corpo a corpo. Infatti guardate un po', già sono riuscito a freddare ben 20 uomini e ho impaurito le unità, il loro morale già si ritrova sul rosso e già stanno andando via. Ed ecco che il suo generale si appresta ad avanzare rischiando appunto la sua stessa vita. Guardate le mie unità di cavalleria Kiko e Yari come si avvicinano per impaurirlo, e il nemico ovviamente messo in formazione allargata per ridurre le perdite indietreggia, eccolo qui, guardate come va indietro. Per evitare che le mie unità vengano colpite dalla fanteria imperiale, le mie cavallerie tornano indietro, però sempre qualche uomo del generale sono riuscito a freddarlo. Ed ecco ragazzi che inizia il primo scontro a fuoco con le unità di fanteria imperiale. I miei orso nero si ritrovano sotto il fuoco nemico in tutti i sensi, guardate un po', anche le frecce incendiarie si ritrovano davanti, ed ecco che faccio avanzare gli Shojitai in formazione allargata per evitare le perdite e i lancieri di leva in prima linea, ed ecco che il nemico abbocca e fa fuoco al di sopra dei miei lancieri, quindi
quindi ecco qua i miei lancieri che cadono in terra e vengono, come possiamo dire, usati come scudo per gli Shojitai, che sono molto più efficaci nel corpo a corpo. Sempre qualche unità verrà persa. Il nostro generale è sotto attacco. Il nostro generale è sotto attacco. Comunque sempre qualche unità verrà persa, perché probabilmente anche questa fanteria che si ritrova su questo frontone ha fatto fuoco. Però intanto i miei Orso Nero sono riusciti a far fuori la fanteria imperiale, ed ecco che con la mia cavalleria messa in formazione allargata, ma che ridurrò in formazione lineare, attacco la fanteria imperiale, mentre i miei cari cavalieri della guardia imperiale bersagliano sul generale. Allora la cavalleria nemica, la cavalleria con sciabola, si avvicina verso il mio esercito, che continua a far fuoco sulle unità nemiche. Guardate un po', le 2 unità di Orso Nero fanno fuoco sulla fanteria imperiale. Ormai gli arcieri sono andati via perché continuano a perdere uomini, e i Marines americani grandiosi, guardate un po' come abbattono il morale nemico. Ed ecco che arrivano le cavallerie con sciabola, ragazzi, bene accolte dalle mie lance. Guardate un po' le mie lance che mettono paura, e guardate un po', riescono ad accogliere ben 2 unità. Eccole qui, alcuni cavalli vengono intrattenuti e attirati, e adesso con tutte le mie cavallerie sono riuscito ad impaurire il nemico e a distruggere definitivamente il suo esercito. Guardate un po', non ho perso tantissime unità, è stato tutto un gioco di cavalleria, e alla fine le sue unità non hanno avuto più scampo. Guardate un po', ormai è riuscito ad arrivare al mio generale, ma ovviamente ci sono i miei uomini che non la lasciano agire, e quindi ormai anch'essa si ritrova a scappare per queste foreste. Così ho riportato un'importante vittoria all'interno di questa pianura di Osaka, sconfiggendo quindi questo mio avversario. Bene ragazzi, ci ritroviamo all'interno di un'altra battaglia in multigiocatore all'interno delle pianure del Kanto, questa volta contro un altro bel avversario chiamato Mista Jewedge. Ovviamente ci ritroviamo con i nostri rispettivi eserciti. La mia formazione è più o meno la stessa, la medesima. Dispongo delle solite unità, delle 4 unità di fanteria Orso Nero, anzi no, scusate ragazzi, ci sono 2 unità di fanteria Orso Nero più un'unità di fanteria Orso Bianco, e ovviamente i soliti Marines americani, questa volta potenziati a livello 1 dopo aver vinto quella grandiosa battaglia. Dispongo di 2 unità di lancieri di leva, ovviamente per proteggere le mie unità, e di una bella unità di macellai, eccoli qua, gli Shojitai. Le mie cavallerie ragazzi sono più o meno identiche, la cavalleria della guardia imperiale e le cavallerie Kiko Yari, e ovviamente le 2 unità di Kiko Yari proteggono la cavalleria della guardia imperiale nel momento in cui agisce e quindi infastidisce il nemico. Il nemico invece dispone di 2 cavallerie Kiko Yari su questo frontone, un'altra cavalleria Kiko Yari che sta arrivando, sono rispettivamente potenziate a livello 2, e le unità di fanteria. Allora diamo un'occhiata alle unità di fanteria. Dispone di una fanteria Orso Bianco potenziata a livello 2, un'altra fanteria di Orso Bianco, anche gli Marines americani e i Royal Marines. Guardate un po', abbiamo gli americani e gli inglesi messi a confronto, e ovviamente anche un'altra fanteria di Orso Bianco, questa volta potenziata a livello 3. Come potete vedere le truppe del nemico sono nettamente superiori alle mie, e così intanto sono riuscito ad attirare la cavalleria nemica verso la foresta, e quindi spostare tutte le mie unità verso il mio esercito per ottenere copertura. Il dojo che ritroviamo in mezzo è un dojo degli arcieri. Il dojo degli arcieri ragazzi può ingannare, il bonus non riguarda solo gli arcieri, ma aumenta la velocità di ricarica di tutte le unità da tiro, e questo è fondamentale per vincere lo scontro a fuoco. Intanto il nemico continua ad avanzare, vediamo un po', ecco, entrerà probabilmente in portata i miei uomini, ed ecco che con i miei Shojitai, ovviamente in formazione allargata per evitare alcune perdite, ecco le prime pallottole, avanzo verso questa unità di fanteria Orso Bianco che praticamente è sprovvista di copertura, e ovviamente i miei lancieri la seguono, l'unità di macellai, per evitare che qualche cavalleria nascosta nel bosco si avvicini. Allora, inoltre le mie cavallerie sono state spostate sul retro del mio esercito per offrire copertura ai miei uomini, che stanno facendo fuoco, si ritrovano in parità per adesso, tutte le unità stanno facendo fuoco per benino. E allora gli Shojitai stanno per scontrarsi, hanno perso solo 50 uomini, ma adesso riprenderanno il vantaggio. Ecco qua, anche i lancieri di leva si scontreranno, hanno perso qualche piccola unità, però adesso riprenderanno tutto quello che hanno perso. Bene, allora ecco le cavallerie del nemico che avanzano ragazzi, vengono colpite dalle mie cavallerie Kiko Yari, ovviamente dai lancieri di leva che accompagnano il tutto, e la mia cavalleria della guardia imperiale cercherà di mettersi sul retro per distruggere le unità di cavalieri. Alcune unità del nemico stanno fuggendo ragazzi, sono riuscito a far fuori i Royal Marines e i
Marines americani con le mie unità. Ed ecco che una cavalleria Kiko-Yari mi sfugge e va ad attaccare proprio i miei Marines americani. Intanto il generale, anzi no, guardate un po' ragazzi, il nemico dispone anche di una cavalleria della guardia imperiale, credevo che fosse il generale. Ed ecco che con i miei lancieri attacco la cavalleria Kiko-Yari e cerco quindi di sfuggire al fuoco nemico. Intanto un'unità di fanteria orso nero per evitare l'imminente sconfitta dei miei Marines, che si ritrovano in leggero vantaggio nonostante sono in combattimento con una bella cavalleria. E questa cavalleria ragazzi non è adatta per combattere contro le unità ovviamente terrestri, poiché è adatta a combattere contro la cavalleria visto che dispone di un bonus abbastanza elevato. Intanto dispone il nemico ancora di questa unità di fanteria orso bianco che sta attaccata dalle mie cavallerie Kiko-Yari e dalla mia cavalleria della guardia imperiale. Dal retro, come potete vedere, perde il suo morale anche dalle mie unità di fanteria orso nero che si ritrovano una al di sopra dell'altra, però grazie alla collina si riesce a sparare benissimo. Bene, anche la cavalleria della guardia imperiale è stata ormai distrutta, i miei lancieri si sono dati da fare, anche la cavalleria, e il nemico dispone solo di un'unità di fanteria orso bianco che non ha alcuna speranza contro le mie unità. Guardate un po' la cavalleria della guardia imperiale, è utilissima ragazzi, perché se si sa usare attira i nemici, fa commettere al nemico uno sbaglio davvero rilevante, e così con le unità di corpo a corpo ma anche con le unità di fanteria si riesce a vincere perfettamente una battaglia. È molto errato costituire un esercito di soli fucili, perché le unità di fucili se non vengono coperte da unità di lancia, ovviamente accompagnate anch'esse da unità con spada, non si può trovare un riparo dalla cavalleria che attaccherà le vostre unità in maniera davvero distruttiva. Abbiamo vinto di misura ragazzi, quindi il nemico è stato sconfitto e disonore e morte appartengono al nemico, anche se per un solo colpo di spada. Spero che il video vi sia piaciuto ragazzi, mi raccomando votate e commentate. Ciao a tutti!